Ci troviamo ad Irgoli, nella Baronia, un luogo sempre di grande fascino e suggestione, per incontrare una signora, Maria Carta, che da sempre vive in questa località, la abita e devo dire in maniera attiva perché lei per tanti anni è stata la titolare di una latteria, quindi ha Sì. incontrato sempre tanta gente. Per oggi siamo qua per parlare di una passione che parallelamente ha accompagnato la sua vita e che oggi ancora riempie le sue giornate, cioè le erbe, curare con le erbe e trovare quei rimedi naturali che lei ha messo al servizio per il bene di una comunità allargata, perché tante persone vengono da lei. E come nasce un po' questa che lei definisce passione? Ma è una cosa che mi piaceva a me, nello stesso tempo, ripeto, avevo passione per gli animali, mi facevano pena che gli animali li vedevo malati e ho cercato di aiutarli sempre. Quindi aiutando gli animali mi sono sempre più appassionata per queste erbe. Allora prendevo queste erbe, curavo gli animali e ho visto che facevano bene anche a noi. E quindi piano piano, quando avevo una ferita io o mio marito, noi andavamo, facevo questi intrugli, li mettevo, facevo delle cose e si guariva, si tirava avanti. Quindi così mi è nata la passione. Che tipo di problemi ha avuto modo di affrontare e risolvere attraverso le erbe e questi preparati, questi composti? Allora, anzitutto curavo le mammelle degli animali e quindi la mastite è una brutta malattia e io gliele lavavo a queste bestie, così le curavo e guarivano. Poi le venivano queste infezioni nelle orecchie, questa crosticina, questa crosta era grande, si mettevano poi le mosche e venivano i vermi. E io naturalmente con questi intrugli lavavo le ferite delle orecchie e quindi andava bene. E lei mi ha detto che per esempio problemi che sono anche molto comuni come l'artrosi. Sì, l'artrosi poi naturalmente ho detto che questa pianta fa bene per questo. Allora cerco qualche erba per curare gli artrosi, perché mio marito, poverino, soffriva molto, come soffrivo anch'io. E allora ho cercato di prendere queste piante e fare sempre un lavaggio, metterli a impacchi nelle gambe o dove era malata e quindi faceva bene. E Sempre da fuori, sempre non da bere queste cose. Quindi diciamo dei preparati, dei composti, delle creme, degli intrugli come lei li ha definiti, appunto. che vengono applicati sulle parti del dolore. Applicati al massaggio dove c'è il dolore e calma. Lei in famiglia ha avuto già chi prima di lei ha esercitato in questo senso, nel senso preparava con le erbe? Ma io più che altro mi ricordo, perché era in periodo di guerra, che mamma naturalmente c'era la malaria e allora poverina lei non voleva che i figli vedessero perché morivano i bambini e ci dava questa tisana. Ma chiedo alle sorelle più grandi che cosa era questa pianta, ma loro non si ricordano perché lei poverina erano erbe che le portavano anche da Dorgali, ma ce le avevamo anche noi poi, quindi lei ci metteva questa erba, era amara, ce la dava a bere e ce la dava ogni giorno, una tazzina, un pochettino. Comunque, quindi diciamo ha evitato in qualche modo di entrare in contatto con questa malattia, di esserne colpiti. Sì. Questa malattia noi in casa naturalmente eravamo 6 e nessuno se l'è presa, niente. Mai. Mi dica una cosa, parlando delle erbe, se dovesse parlare di alcune, ovviamente perché immagino che ce ne sia un ampio campionario, Sì. Per esempio quali sono le erbe che fanno più bene e per cosa? Ce ne sono tantissime, per ogni malattia bisogna vedere. Ormai c'è la malva che naturalmente si prende a pedate, povera pianta, eppure fa bene.
Fa Per che bene per i cosa fa dolori, bene? fa bene per l'infezione dei denti, che se uno ha mal dei denti e si forma l'ascesso, lo si beve, non si beve, si fa a impacchi e poi si butta. Arriva che crepa naturalmente l'ascesso e si calma il dolore. Ci sono delle persone che vengono da lei con la speranza appunto di poter curare dei Sì, dolori, dei sì. problemi. Mi diceva anche le scottature, per esempio. Sì, anche le scottature, sì. E quali sono le richieste maggiori che le fanno? Cioè di che cosa si soffre di più e in che cosa lei ha avuto più modo di guarire, di aiutare a guarire? E anche la scottatura, guardi, sono erbe che io metto, ne metto diverse. Le faccio bollire e poi naturalmente la ferita la lavo con queste erbe che sono tante. Lei ci tiene molto a precisare il fatto che ovviamente quello che lei fa non sostituisce la medicina o le cure, diciamo, ufficiali. Sono, diciamo, dei rimedi curativi che un pochino anche in passato venivano adottati e che poi lei con la sua esperienza ha avuto modo di crescere, di aumentare, diciamo, la conoscenza delle erbe. Sì, sì. E sempre queste cose, prima di darle a noi o di farle noi, naturalmente io prendevo l'animale, perché capitava che erano anche scottati quando ci veniva il fuoco, e ho provato con loro, con gli animali, e quindi ho visto che la scottatura, gli animali naturalmente guarivano. Allora da lì mi sono avvicinata per noi e oggi è un ottimo risultato, perché capita che mi faccio un po' un graffietto, io o altri, con la scottatura, metto quello lì, ecco, questo liquido lo metto e passa. Ecco, la pediatrite, io uso magari le ventosi, allora faccio queste cose con questi barattolini che si facevano anticamente qui, però si faceva tutto diverso. Io invece adesso adopero le mie erbe e quindi questa metto il barattolino imbevuto, questo pezzettino di stoffa con la medicina, tira fuori l'infezione e calma. E quindi la pediatrite, le braccia sono ferme, ma dopo che naturalmente ho finito, le dà la libertà di poterli sollevare. Qui avevo voluto anche fare un esempio tra i tanti rimedi che lei attiva proprio con la sua esperienza e con questa passione che esercita da sempre. Noi la ringraziamo tanto, era un modo per venire a contatto con quella che è una delle nostre realtà. È stata gentilissima per averci accolto a casa sua, davvero una persona molto gentile e che ha voluto precisare dall'inizio: io voglio fare soprattutto del bene, laddove posso alleggerire un dolore e trovare un rimedio, faccio volentieri. Lo faccio volentieri, sì, lo faccio volentieri e sono contenta di quello che faccio, perché mi piace che una persona sofferente, ecco, se ne vada da qui che mi dica grazie, mi posso muovere. Se voi volete vedere questo, come si chiama, io ve lo faccio vedere e non è che vi sentirete male, vi sentirete bene. Grazie davvero, signora Maria, grazie. Grazie a voi e auguro che ogni persona faccia del bene, perché nella vita è quello che manca. Sardegna Live, l'isola in un click.